5 milioni e 485 mila euro. A tanto ammonta la multa complessiva stabilita dalla Consob agli ex vertici di Veneto Banca. La notizia arriva dal bollettino della Commissione che oggi ha pubblicato le delibere relative alle sanzioni. 640 mila euro per l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Tra i nomi eccellenti ci sono anche gli ex presidenti Flavio Trinca, Francesco Favotto e Pierluigi Bolla, gli ex vicepresidenti Alessandro Vardanega e Cristina Rossello, nonché i componenti degli ultimi consigli di amministrazione del collegio sindacale. Tra questi anche l'ex presidente di Camera di Commercio Federico Tessari e Matteo Zoppas, attuale presidente di Confindustria Veneto, divenuto consigliere dell'istituto nell'aprile del 2015 e dimessosi nell'ottobre dello stesso anno, quando Carrus diventò direttore generale oltre che amministratore delegato. Multati anche alcuni ex manager di prima linea, come l'ex condirettore generale Mosè Fagiani. Per quanto riguarda la sanzione più consistente, quella da oltre 4 milioni di euro, ripartita tra 36 soggetti, la Consob ha ritenuto che la banca ha tenuto comportamenti irregolari nei finanziamenti concessi ai clienti per l'acquisto delle azioni di propria emissione, portando ad un'alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela. Per quanto riguarda la sanzione più consistente, quella da oltre 4 milioni di euro, ripartita tra 36 soggetti, la Consob ha ritenuto che la banca ha tenuto comportamenti irregolari nei finanziamenti concessi ai clienti per l'acquisto delle azioni di propria emissione, portando ad un'alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela. E infine la banca avrebbe fornito alla Consob, in occasione dell'operazione di aumento di capitale del 2014, informazioni che sono rivelate non veritiere a seguito di accertamenti ispettivi. Anche la banca è stata multata per 535 mila euro. In questo caso la Consob contesta tra l'altro le comunicazioni effettuate dall'istituto in merito alla determinazione del prezzo delle azioni in occasione delle assemblee degli azionisti, nonché la mancata diffusione al pubblico dei prestiti vitalizi di JP Morgan.